Scarseggia l'acqua anche in montagna, la situazione è codificata come gialla, non ci sono emergenze, ma preoccupa in prospettiva la mancanza di precipitazioni. In base allo stato degli acquedotti, il gestore insieme al Consiglio di bacino ha definito 3 aree di colore, giallo, arancione e rosso, in base alle quali vi sono delle misure da assumere. Attualmente il Bellunese è in giallo, quindi non abbiamo particolari prescrizioni. Quello che spaventa però preoccupa è il passaggio da arancione, che è presumibilmente lo potremo attendere per tra 15 giorni, ma non sappiamo come sarà l'andamento, e lì ci sono effettivamente delle misure importanti, tipo l'interruzione della fornitura di acqua durante le ore notturne, l'interruzione di alcuni tipi di attività che hanno un forte uso e bisogno di acqua, e avanti altre iniziative che tendono quindi a calmierare l'utilizzo per far respirare gli acquedotti. Preoccupazioni sono state espresse anche dal CAI Veneto in un incontro con il presidente della provincia di Belluno, Marco Staunovo Polacco. Nei rifugi sulle Dolomiti di proprietà di sezioni del CAI sta emergendo una criticità che richiede con urgenza l'adozione di nuove modalità di gestione delle risorse idriche. Abbiamo il giallo, vuol dire che siamo già in difficoltà, ma il gestore riesce ancora con delle manovre per equilibrare i vari sistemi acquedottistici e interconnetterli con quelli che magari hanno ancora risorsa alle spalle. Il cittadino è fondamentale che abbia un comportamento come dire, di buon padre di famiglia e non si abbia uno spreco. Siamo in difficoltà ormai da diverse settimane nella zona di Arsie. La zona di Arsie, sia la zona lago che la zona di Arsie è in difficoltà. Diciamo che la parte alta della provincia, forse con i temporali estivi, con i temporali che passano velocemente anche la sera, sta soffrendo meno. C'è poi il caso a parte di Auronzo di Cadore. Dopo la frana avvenuta nella frazione di Ligonto, l'acqua è rimasta non potabile per 1200 utenze. La situazione va però migliorando e nelle prossime ore si spera si possa tornare alla normalità. Di Borca di Cadore e San Vito, infine, che furono colpiti da una frana di ben altre dimensioni, si è occupato il Consiglio dei Ministri prorogando per un anno lo stato di emergenza. A quella situazione vanno ora a sommarsi in piena stagione turistica i disagi di questa crisi idrica, per la quale sono stati stanziati da Roma per il Veneto oltre 3,5 milioni di euro.